Che bello sentirti, Teresa. Ti sento un po' piano, però insomma intanto ti do il benvenuto su Studio 90 Italia, perché so che tra l'altro stai facendo sold out in tutta Italia con questo spettacolo che arriva in Sicilia, appunto con questi appuntamenti. Sono nata il 23, porta bene il 23, no? Sei scaramantica? No, io non sono per niente scaramantica, però secondo me si porta bene, o quantomeno ha portato bene a me. No? Io mi ritengo una persona molto fortunata e che ha saputo cogliere anche la fortuna e le cose belle che gli succedevano attorno, perché spesso poi sai, il destino ce lo creiamo in base al modo in cui sappiamo leggere la realtà che ci circonda. Poi tante esperienze, sicuramente vissuto lavorative, tante collaborazioni, ce ne sono, nonostante i sacrifici, poi ci saranno state sicuramente delle esperienze che ti hanno dato di più rispetto delle altre, no? Ce ne sono state molto divertenti, immagino. Sicuramente quella più formativa è stata entrare nel gruppo di Zelig, perché è stato ho imparato il mestiere con loro e quindi è stato, insomma, quella è la mia famiglia, no? E quindi un po' l'origine. Però forse quella che mi porterò per sempre dentro di me, dentro la mia pancia, dentro il mio cuore, è l'intervista fatta ad Andrea Camilleri. Bene, quindi quello proprio mi ha cambiata. Che meraviglia. Ricordo anche un'altra accoppiata simpaticissima, e poi torniamo a parlare di Sono nata il 23 con Checco Zalone. Beh, vabbè, guarda, Luca, io adesso non lo vedo da un po', purtroppo, perché insomma un po' i destini si sono allontanati, quindi lo vedo anch'io soltanto al cinema. Però quando lui era all'inizio e facevamo spesso coppie nelle serate, perché lui aveva bisogno di una spalla, ci eravamo trovati bene, insomma, e quindi andavamo insieme in giro, perché io facevo un po' da spalla a lui, e quindi e lì io credo che le risate più grasse è in assoluto il comico che mi fa ridere di più ed è quello con cui ho riso di più anche sul palco, perché lui ogni volta, anche se io le cose le avevo viste 100 volte, ogni volta riusciva a farmi ridere, quindi un po' mi manca quelle, ma io quelle risate. Infatti ti ho detto questa cosa perché questo divertimento che avete provato durante quello spettacolo realizzato insieme arrivava alla gente tantissimo, è arrivato tantissimo, ecco perché avevo piacere proprio di ricordarlo con te. Senti, vorrei a proposito di ricordare gli appuntamenti, le tue tappe in Sicilia, quindi 8 agosto a Piazza Duomo di Acireale alle 21:30, poi il 9 agosto sarai a Tiner, il 10 a Tartanna in provincia di Trapani al Teatro in Pietra, l'11 nella tua adoratissima Palermo al Teatro Verdura e il 12 agosto ad Agrigento Valle dei Templi, quindi un bel tour in Sicilia, ma stai girando in tutta Italia, è sold out dappertutto. Teresa, sei fantastica. Beh, quasi dappertutto, però è bello perché ho iniziato da Santa Margherita Ligure e poi finisco nella Valle dei Templi, cioè più bello di così non può essere, passando per tutta la Sicilia. Però sono troppo felice di arrivare in Sicilia, voglio vedere la reazione dei siciliani allo spettacolo, perché parlo molto di cose che ci riguardano, delle mamme che quando non ti convincevano a fare qualcosa per convincerti ti tiravano lo zoccolo, cioè quelle cose che proprio noi abbiamo vissuto quotidianamente, quindi secondo me in Sicilia insomma ci sarà un coinvolgimento forse ancora maggiore. E queste sono le cose che poi fanno più ridere, quindi noi ti aspettiamo a braccia aperte. Io spero veramente di cuore, te lo dico sinceramente, di ospitarti in studio e di conoscerti proprio dal vivo prestissimo. 8 agosto intanto prima tappa in Sicilia, Piazza Duomo di Acireale alle 21:30. Grazie mille Teresa Mannino, sei fortissima. Grazie, ti Paola, abbraccio forte. Davvero. A presto. Ciao Teresa.